Un incontro con la FIOM per discutere sui contratti dei lavoratori oggi. Sì, abbiamo convocato il nostro gruppo dirigente, i nostri delegati del Veneto, per discutere sulla trattativa per il rinnovo del contratto. La FIOM è tornata al tavolo di trattativa, ci siamo riconquistati il diritto a negoziare con la Federmeccanica sulla base della nostra reale rappresentatività e sulla base delle tante iniziative che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Certo, la trattativa con la Federmeccanica non è assolutamente cosa facile, così come non è scontato l'esito di questa trattativa. La Federmeccanica ha avanzato una proposta al sindacato che, per quanto ci riguarda, non ci convince, in modo particolare sulla questione del salario. Per quanto riguarda la FIOM, gli aumenti che devono essere definiti nel contratto, che devono rispondere alla necessità di aumentare le retribuzioni dei lavoratori, di ridistribuire in modo diverso il reddito e anche la produttività, devono essere corrisposti a tutti i lavoratori della categoria. La Federmeccanica invece sta proponendo un'impostazione secondo la quale il contratto nazionale di lavoro non risponde più alla necessità di aumentare i salari dell'insieme dei lavoratori della categoria, ma solo una minima parte. Fanno una proposta che sostanzialmente coinvolgerebbe il 5% dei lavoratori della categoria. Poi tutta la contrattazione dovrebbe essere baricentrata a livello aziendale. Questo è un punto ovviamente per noi non condivisibile. Come diceva lei, numerosi sono i lavoratori delle aziende che sono stati costretti a rimanere a casa. Sì, anche nel Veneto ovviamente la situazione è poco omogenea. Qui abbiamo ovviamente una rappresentazione di tutte queste difficoltà, aziende che vanno bene e aziende evidentemente che continuano ad avere delle difficoltà e che in qualche misura sconfessano anche lo stesso governo Renzi quando dice che la crisi sarebbe finita e che saremmo di fronte ad una prospettiva di crescita.